Open Day oggi alla caserma della Guardia di Finanza di Scriò, frazione di Dolegna del Coglio. L'Agenzia del Demanio, assieme al Comune, ha presentato il sito che è oggetto di bando pubblico per una ridestinazione a fini turistico-ricettivi. L'iniziativa si inquadra in un ampio programma di rivalutazione delle ex strutture militari e regionali. Sentiamo Maurizio Mervar. Ancora 3 settimane per concorrere alla concessione cinquantennale a fini turistico-ricettivi dell'ex caserma di Scriò. Il bando del progetto Valore Paese Cammini e Percorsi scade il 16 aprile. Edificata nel 1954 e dismessa nell'83, la caserma si sviluppa su una pianta di 300 metri quadri e comprende 2 piani, con garage parzialmente interrato e soffitta. La sua posizione si colloca sulla terza tappa del percorso storico-religioso denominato Cammino Celeste, che parte da Aquileia e in 10 giornate raggiunge il santuario del Monte Lussari. Il Cammino Celeste è prima di tutto un valore di fede, perché come prologo abbiamo il santuario di Barbana come partenza iniziale, poi abbiamo il santuario di Castelmonte e poi del Monte Lussari. E soprattutto il cammino ha un aspetto anche naturalistico. 58 piccole località a confine con la Slovenia, arrivando poi anche alle nostre montagne, alle Alpi Giulie, fino su a 1800 metri per immergersi nella natura. E dopo Scriò il prossimo bando interesserà altre 2 caserme sul Coglio di Dolegna, candidato a diventare assieme alla Berda slovena patrimonio UNESCO. La prima in pianura a Mernicco, la seconda sulle alture di Ruttars, in posizione panoramica tra vigneti centenari. L'invito che rivolgiamo a tutti i comuni del territorio, in questo caso del territorio friulano, è verificare se nei loro patrimoni esistono beni che possano ampliare la dotazione immobiliare lungo questi percorsi e proporre all'Agenzia del Demanio la candidatura. Invitiamo ovviamente gli interessati a farsi avanti, a presentare dei progetti di valorizzazione, perché non andremo ad apprezzare la componente del canone quanto la bontà del progetto.